Appena arrivati oggi all'Istituto Palladio, vi do il benvenuto. Non siamo moltissimi, tuttavia la sala è grande, quindi va benissimo rimanere un po' raccolti, così anche il momento poi delle domande sarà sicuramente interessante. Questa mattina abbiamo l'onore di ospitare, penso, il primo convegno per quest'anno dell'Associazione Pronti a Fare Sapere, che ha avuto la brillante idea di approfondire, di creare questa opportunità per approfondire il ruolo del dirigente scolastico. Io sono un dirigente scolastico e questa mia scuola è la scuola di reggenza, quindi il ruolo attualmente del dirigente scolastico, inteso come leadership educativa, come impegno educativo e garante di quella che è l'istruzione dei nostri ragazzi, è evidente che noi la sentiamo fino in fondo, sta nel nostro abito, nel nostro sistema. Attualmente, tuttavia, avendo un'amministrazione che ci affida 2 o 3 scuole per ciascuno, questo nostro compito a volte che non è mai messo in secondo piano, però può essere poco percepito da parte delle nostre scuole. Quindi questo convegno, più di tanti altri, è un vero punto di partenza, perché il dirigente scolastico primariamente deve essere una figura importante all'interno della propria scuola, una figura presente soprattutto e che viva fino in fondo questo suo ruolo. Passo la parola per l'avvio di questa giornata, ringraziando i convenuti presenti. Buona giornata a tutti.